Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti alla 19ª giornata del campionato di promozione Girone A. Stanno entrando in campo le due squadre per questa importante sfida valida per la sesta giornata di ritorno in campo Montelepre e Aspra. Buon pomeriggio Lepre che prova a imbastire un'azione d'attacco, il lancio su Pillitteri, la chiusura difensiva, ancora poi Pierce in una posizione inedita di centrocampo. Ciacio la mette al centro a cercare Pierce che di petto la mette giù, prova la girata Pierce, buona iniziativa di Pierce al quarto minuto, stop di petto, spalle alla porta, girata mancina e palla al lato. Tutto questo al quarto minuto. Sosa lascia poi Rossomando col mancino da parte di Rossomando, 22esimo. È buona iniziativa sul calcio di punizione per il Montelepre con il sinistro di Benjamin Fatta, ovviamente Benjamin Rossomando. Sarà l'ultimo pallone probabilmente di questo primo tempo per il Montelepre. Salta Pierce, intervento su Randazzi in uscita, vanno entrambi giù. Pallone al centro dell'area, sparacchia praticamente oltre la recinzione. Attenzione ad Agostino che entra in aria, va giù l'Agostino, va giù. Salta Drago, Rossomando, palla ripresa dagli ospiti con D'Agostino che vede il numero 11 Ferrara, chiude la difesa con Fatta, poi Sifarelli suona la carica, il lancio centrale su Pierce e Pierce è solo, incredibile gol che ha fallito Pierce al 34esimo, a tu per tu con battuto in questo momento la punizione per Sifarelli, per Fatta, ancora Drago, lancio centrale a cercare Pierce, chiude Cinà, prova a ruggire Castigliola, ruba palla, Corrao per Vissosero, Castigliola per Pierce, incredibile parata da parte del portiere, è incredibile cosa non riusciamo davvero a segnare. Punizione per il Montelepre, parte Fatta, allarga su Sifarelli, il cross dell'Argentina a cercare Pierce, chiude la difesa ancora Pierce, entra in aria, la botta di Pierce che alza il pallone, poteva fare di meglio qui Pierce,